Auguri mamma! Auguri! Sindaco, un compleanno speciale oggi. Sì, un compleanno speciale per la signora Peppina, che mi ha visto crescere perché io ero loro vicino di casa, abitavo proprio nella porta accanto e li ricordo sempre con affetto sia lei che il marito. Un bel traguardo, un traguardo ambito, tra l'altro in buone condizioni di salute, quindi tanti auguri. Oggi ha portato una targa. Sì, una targa a ricordo per la signora, alla nostra cara concittadina Giuseppa Crisci nel giorno del suo 100° compleanno, con gli auguri e l'affetto del sindaco, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Caronia. Caronia, 3 aprile 2025. Che allena sempre tutte le occasioni del comune, sia civili che religiose, con la loro musica che ormai va avanti da oltre un secolo. Allora, dovete altro rinnovare i nostri auguri a nonna Giuseppa e più tardi gustare questa torta speciale, guardate. Ciò significa che a Caronia si vive bene. Si vive bene, sì, la signora Peppina è il primo quest'anno, speriamo che durante l'anno ce ne sono alcuni che sono quasi addirittura d'arrivo, speriamo di riuscire. Ok, allora ci rivedremo presto. Ciao ciao. Buon auguri. Signora Peppina, ora preghiamo che il Signore la benedica e le dia, tanta forza e tanta salute ancora per tanti altri anni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, facciamo un bellissimo applauso. Ancora tanti auguri alla signora Peppina a nome mio e di tutta la comunità di Caronia. Come abbiamo detto prima dentro, traguardo ambito da molti e raggiunto da pochi. Cogliamo l'occasione di trascorrere questa giornata tutti all'insegna di valori sani, come ha detto poco fa in maniera perfetta Padre Carmelo. La vita della signora Peppina e di tutte le persone di quella generazione rispecchia sempre i valori della famiglia, un po' della nostra religione e della nostra società. Valori che purtroppo oggi sembra che si stiano perdendo. Speriamo sempre e preghiamo il Signore che questi valori tengano duro e riaffionino nella mente di noi e per far sì che siamo tutti uniti. Quindi a nome mio dell'amministrazione ancora auguri alla signora Peppina, 100 di questi giorni ancora. Grazie. Allora, attualmente è la più grande del paese. Mi pare che ci sia un centenario previsto per ottobre e quindi anche auguriamo così di arrivare e avremo almeno 2 centenari.
Bene, di nuovo tanti auguri a tutta la famiglia Palazzo. Musica Daniele. Mamma che è una donna speciale e per me è stata sempre una persona veramente speciale, una brava mamma, una brava donna, lavoratrice, per i figli e per il marito ha dato la vita. Lei non prendeva una cosa per lei per dargli ai figli e al marito perché ci teneva tantissimo alla famiglia. Ancora oggi, visto l'età, però la famiglia per lei è tutto e noi siamo grati di essere figli di signora Peppina Cresci. Oggi anche la banda. Sì, la banda sono stati previsti, una bella emozione, sono stati brevissimi. È stata una sorpresa che io non neanche sapevo, comunque è una bella sorpresa. Parliamo della vita di sua madre, cosa ha fatto da piccola, da giovane? Mia mamma da piccola erano 4 figli, purtroppo una sorella è deceduta giovanissima, però loro sono stati sempre lavoratori, sia i miei zii che mia zia che mia mamma, da piccolini la famiglia loro per loro era la prima cosa quale era la famiglia e poi veniva il resto. Sono stati sempre una famiglia unita, auguri, sempre una famiglia unita e posso dire che sono orgoglioso di fare parte a questa famiglia. Cosa augura a sua madre? Auguro tutto il bene di questo mondo, di continuare in altri 100 di questi giorni e di vivere sempre contento con i suoi figli sempre a fianco che gli vogliono un mondo di bene. Ed è un bene che viene dal cuore, non un bene così, è un bene veramente che noi abbiamo dentro il cuore, non un bene così superficiale. E sono tantissimo orgogliosissimo di mia mamma.